non era tanto semplice la vita quando ero giovane. In famiglia eravate 3 maschi e 3 femmine? 2 maschi e 3 femmine. Che una è morta, sarà un mese fa, circa all'età di 88 anni. In effetti in 5 ho fatto il calcolo di raggiungere 4 secoli e 44 anni. E sui nonni li ha conosciuti? Ho conosciuto il nonno di mia madre e basta, il nonno di mio padre no, non l'ho conosciuto, perché il nonno di mio padre è morto nel 1924 circa. Ecco, il mio nonno di mia madre è morto nel 1942, è morto di cancro. 15 giorni perforato lo stomaco, è morto. Esistevano da allora le brutte malattie c'erano. Senta, prima lei, introducendo questa intervista, ci ha raccontato che suo babbo pagava gli operai con una misura di grano. Per fare cosa? Questi operai cosa facevano? Venivano a lavorare all'agricoltura. Alla braccianti? Alla bracciante, all'agricoltura, sia a zappare che a seminare. Per seminare ci voleva l'aratra, in più ci voleva anche la zappa, perché non si poteva fare tutto con le erbici e tutto, no? C'erano dei posti che non lo permettevano. E anche le donne, a volte, mi ricordo di averne anche 15 di operai, però di portare il pane per tutti, perché non avevano il pane, sinceramente. Toccava a prendere il pane per tutti, un giorno, non tutti i giorni, un giorno si è dovuto rientrare in paese per riportare, perché se l'aveva mangiato un asinello che avevamo, bravo, se aveva mangiato tutti i pani delle persone che c'erano. Allora, meno male che lo si faceva a casa il pane e ce l'avevamo per tutta la settimana e c'era il pane, quello non mancava, meno male, mancasse anche quello. Poi si è dovuto riportare il pane ed altro, formaggio, prosciutto, anche il lardo si mangiava prima, la pancetta non si perdeva, tutto si consumava del maiale, anche le orecchie, tutto. E quando si tagliava il grano, poi a mietere. Si mieteva il grano, sì. Voi poi permettevate alle spigolatrici di passare, dopo c'erano le donne che raccoglievano le spighe? No. No? No, non passava la trebbia. Qui a Neonello, ma ce n'è qualche volta adesso, qualche chiuso. Ma si faceva tutto a mano. Niente meno, a me spariva l'unghia e usciva il sangue dalla furia di prendere il mazzo del grano e stringerlo, capito? E quello era un istinto un po' pesantuccio. Sole o non sole era a lavorare, poi si aspettava questo caldo afro che c'è oggi per trebbiarlo sull'aia, con anche 2 o 3 buoi giovani, no? Nell'aia avevamo un'aia, un pavimento di pietre. Era vostra? Sì, ed era un posto anche ventilato. Però ne ho fatto di giri. In che zona del paese è l'Aia? Fontana Murta, c'è ancora l'Aia. Anzi, ho messo delle casette per i maiali, ci sono adesso. A che età è andato via di casa lei? Non sono andato mai via. Mi sono sposato
all'età di 31 anni. Mi sono sposato. Mi sono dovuto fare la casa, mi hanno dato l'aria per i genitori, mi hanno dato l'aria. Poi le pietre le tagliavo io stesso, le squadravo, le piccavo e le mettevo pian piano. Ho messo tutta la vita per fare questa casetta. Tutta la vita. Sempre lavorato. E ha continuato a fare l'agricoltore? No, facevo anche il muratore. Sono andato anche operaio, ho fatto l'operaio con le dita, quando facevano la fognatura e tutto. Toccava andare a lavorare. Fare anche con altri, fare delle case. Però dopo si è cambiato, non si tagliavano più le pietre, c'erano i blocchi, le macchine per tagliare i blocchi e si facevano con i blocchi, era molto più facile. Sì. E nel mentre ha continuato a coltivare? Mentre ho dovuto continuare, ho fatto un po' qualcosa anche di commercio. Avevamo un negozietto, ma poi c'è stata la disgrazia, si è morta la signora e abbiamo dovuto chiudere. Rientrare Luisa era a studiare a Cagliari, è dovuta rientrare per restare in famiglia, perché la piccola aveva 13 anni e la grande aveva 19. Sta parlando di sua moglie? Sì, mia moglie è morta quando aveva 50 anni, nell'82 è morta. Sì. E abbiamo dovuto continuare a lottare. Lei si è sposato, chiedo scusa, lei si è sposato che la guerra era già finita praticamente. Sì. Mentre durante la guerra viveva con i suoi genitori. Naturale, sì. Fino a sposarmi, vivevo a casa con mia madre. Quali sono i suoi ricordi più vivi o più... I ricordi dell'infanzia. Della guerra? Nella guerra, sì, momenti, perché quando venivano a bombardare la diga, si sentivano delle sirene lontano, in più mettevano una specie di gas fumogeno per nascondere la diga, ha capito? Così, perché quando sentivano che stavano arrivando gli aerei, sia dalla Tunisia, che arrivavano da Tunis e da quelli, era il posto più vicino per arrivare. E allora cercavano di fare il fumogeno, anzi, una volta l'avevano presa, anche una bomba, e avevano mandato un scloro sull'acqua, però è andato alla sponda, al terreno, la diga non l'hanno mai potuta centrare. Ma si vedevano, noi per curiosità andavamo lì allo spiazzo, su Bruco Usinare. Su Brugo? Su Bruco, un posto che si vede tutta la vallata, no? E si vedevano che venivano gli aerei che si contrattaccavano con delle... come si chiama? La contraerea? La contraerea, infatti. La contraerea anche altri... uno l'abbiamo avuto, è caduto anche, l'aereo l'abbiamo visto. Ma quando poi hanno iniziato a venire a mitragliare, la gente si doveva nascondere e se ne andava anche in campagna. Oppure si era fatto una specie di rifugio, una trincea, no? Non rifugio, una trincea per non restare, per non avere la paura di non caderti la casa addosso, per essere fuori, più che altro. Erano momenti critici, proprio la guerra, un brutto ricordo, non bello. E se ne ricorda il giorno che gli hanno detto che era finita la guerra? La guerra, mi ricordo, perché la radio
si era sentito che la guerra era finita, certo, è stata una gioia, naturalmente. Ma non è tutto quello che è. Dopo che era finita la guerra c'era più fame, capito? Si sentiva molto questa parola in giro, fame. Si sentiva, sì. Io mi ricordo un episodio, una donna che mi stringeva ancora il petto, mia madre, mentre stava a cucinare, no? C'era uno di passaggio, un bel signore del Campidano, vicino Cagliari, un uomo grosso, bell'uomo, ma si vedeva, non toglieva gli occhi da quello che stava preparando. Immagini che fame aveva questo signore, che poi l'ho dovuto servire a saziarsi di quello che c'era, naturalmente. Che qualcosa c'era sempre a casa da mangiare, no? Le uova non ci mancavano mai, il latte ce l'avevamo, ortalizia, patate e tutto c'erano, il pane c'era sempre, insomma, certo, certe cose, l'olio l'avevamo lo stesso. Aveva degli oliveti? Abbiamo delle piante, sì, e si faceva la provvista dell'olio. In che zona? Che zona si chiama Gotturura, e poi ce ne avevamo altri posti, Fontana Morta, e un altro posto si chiama Somolino, piante sparse, si riusciva a fare un bel po' di olio durante l'anno. E le zone di lavorare, via. Mi ricordo mio fratello, no? Avevamo preso una parte che si chiama Pardolisai, sarebbe circa un ettaro e mezzo di... Io mi registravo tutte le giornate che ci impiegavamo, no? Del gioco, degli operai, di tutto. E signore, c'avevo quello. Alla fine anno, niente grana. Ho detto, ma questa è una pazzia. L'anno 21 l'avevo chiesto, ma se non viene, dovrò usare ancora. E io, perché essendo lavorato l'anno prima, era più facile l'anno dopo. Ho detto, ma se abbiamo messo di tasca tanto, mi aveva comprato dei grani. Allora se lo puoi riempire, chiedi tu. Io me ne semino un quintale, me ne sono seminato un quintale e ne ho fatto 19 quintali. In più sono andato avevo 2 vacche che lavoravano a seminare. Un paio di giornate ne ho comprato anche di più, altri 10 quintali, mi sono fatto del lavoro, no? Mio fratello ne semina 3 quintali e mezzo, con un gioco che raddoppiava il valore delle mie vacche. Tutto l'anno, con quelle ne ha fatto 30. Ho detto, beh, ne ho fatto più io quanto te, perché quelle giornate che ho lavorato compro il grano e ho raggiunto il tuo. Ma con il capitale che hai, con il gioco poteva valere 1 milione, le vacche ne potevano valere 500. No, c'era anche quella lì. E dall'anno anche lui ha cominciato a diminuire la produzione, la semina. Poi ha fatto le vigne.